Beh, una lista fatta da amministratori ed amministratrici, uomini e donne che si sono impegnati e impegnate per il bene della comunità. Ognuno di noi porta un contributo molto forte. Abbiamo ex sindaci, assessori, io sono consigliere regionale, quindi tutte persone che hanno già un'esperienza e sono già battuti e vogliono continuare a battersi per cambiare il nostro Veneto, a fianco di Alessandra Moletti. I temi principali sono sicuramente il tema del lavoro per i giovani, il rilancio dell'economia, il tema della sicurezza che è stata molto trascurata in questi anni, il tema della sanità, bisogna rivedere assolutamente tutto un sistema sanitario per dare le giuste cure a chi ne ha bisogno. Il tema dell'ambiente, vogliamo creare un Veneto che sia veramente a cemento zero, un Veneto che sia per la riqualificazione e la rigenerazione. Insomma, adesso guardiamo all'Europa, con Alessandra Moletti iniziamo un nuovo cammino. È una lista composta da persone che hanno come ricchezza il loro impegno sociale, lavorativo e di vita collettiva. È una lista della comunità, sapete che la comunità vuol dire molte cose in Veneto e quindi è tutto un insieme di persone che col loro lavoro stanno costruendo futuro o che sperano di poter avere un lavoro per costruire un futuro di questa terra, con la convinzione che bisogna cambiare registro perché non si può più andare avanti in questa maniera, né si può reggere che ci sia una classe politica così poco valutata da tutti. Ci sono i temi dello sviluppo che sono quelli del futuro dei giovani, della cultura della qualità della vita, il tema della sicurezza, il tema del territorio, ci sono molti temi dentro perché questa è una lista di comunità, di cittadini che vogliono cambiare la politica e che sperano di riuscire a farlo attraverso l'impegno politico.